l'intero anno davanti a noi. Benvenuti al primo sabato di quest'anno. È un piacere rivedersi, è un piacere rivedere chi non vedo dall'anno scorso. Faccio direttamente adesso questa battuta perché così nessuno la fa più. L'ho già sentita 3 volte questa sera, non voglio più sentirla, ma prego, quelli che sono seduti giù in fondo a metà sala possono sedersi qua davanti, è pieno di posti liberi, potete avvicinarvi, potete accomodarvi, possiamo stare più vicini. Prego, prima che io debba chiamare per nome e rimanga in mondovisione i vostri nomi che iniziano per la A. Grazie. Per tutti gli altri, buonasera. Questo è il nostro culto giovani, per chi non lo sapesse. Siamo qua ogni sabato a partire dalle 7, nel frattempo così do tempo alle persone di sistemarsi. Oggi avremo un ospite speciale, di cui però non vi dico nulla, credo che dopo avrà pienamente tempo e modo di introdursi da solo. E vorrei pregare per iniziare questo culto col piede giusto, per iniziare la nostra lode, ok? Perciò preghiamo. Grazie Padre per questa giornata che ci hai dato, grazie Padre per questa opportunità che abbiamo di stare tutti qua insieme, lodare il tuo nome, ascoltare la tua parola, ascoltare la testimonianza dei nostri fratelli. Ti ringrazio Padre per questa opportunità che abbiamo di ritrovarci dopo le difficoltà della settimana. Ti prego Padre adesso di aiutarci a liberare la nostra mente, liberare il nostro cuore in modo tale che possiamo lodare te, in modo tale che possiamo davvero godere di questo tempo insieme. Ti prego di benedire la nostra lode e tutto il nostro tempo insieme. Tutto questo ti chiediamo in nome di Gesù. Amen. Bene, ora vi potete alzare, ok? Siete di fianco a un fratello che non avete visto da tanto tempo. Questo è il momento giusto di salutarlo. Un abbraccio, una parola di benedizione, ok? Tante persone qua che non si conoscono, andate a qualcuno che non si conosce e lodiamo insieme il nostro Dio. Vai Lara. Vai. Cantiamo tutti insieme, adesso è un momento di lode, adorazione, vi voglio vedere carichi. Uscire dalle vostre zone di comfort, uscire dalla vostra sedia. Adoriamo il Signore con gioia, amore e grinta, ragazzi. Amen. Se chiamiamo Lui ci risponderà, se cerchiamo Lui si farà trovare, se noi lo innalziamo Lui ci innalzerà, tutti insieme noi diamo lode a Re. Se chiamiamo Lui ci risponderà, se cerchiamo Lui si farà trovare, se noi lo innalziamo Lui ci innalzerà, tutti insieme noi diamo lode.
Abbiamo appena cantato che se chiamiamo Dio, Lui ci risponderà. E pensando a questo mi viene in mente quel versetto nella Bibbia dove c'è scritto che Dio sta alla porta e bussa, e se noi la apriamo Lui entrerà e farà parte della nostra vita. La prossima canzone parla un po' di questo, del fatto di farsi condurre da Dio, da questo Dio che è miracoloso, da questo Dio di promesse, che ci fa un sacco di promesse e tanti miracoli nella nostra vita. Non so se Dio ha già operato nella vostra vita, ma se Lui fa parte della tua vita lo farà sicuramente. Se già l'ha fatto, ricordati di quei momenti in cui Dio ha fatto cose grandiose per la vostra vita. E cantiamo pensando al fatto di lasciarci condurre da Dio, di lasciare che Dio ci parli, lasciare che lo Spirito Santo possa darci sempre nuovi messaggi per poter andare avanti con la nostra vita, perché Dio è l'unico che può farci sentire pieni nella sua presenza. Cantiamo. Sei qui, ti muovi fra di noi, adoro te, adoro te. Tu sei qui, operando in mezzo a noi, adoro te, adoro te. Tu sei qui, ti muovi fra di noi, adoro te, adoro te. Tu sei qui, operando in mezzo a noi, adoro te, adoro te. Tu sei miracoloso, tu mi conduci, Dio di promesse, luce nel buio, Dio mio, questo sei il Signore. Tu sei miracoloso, tu mi conduci, Dio di promesse, luce nel buio, Dio mio, questo sei
parla delle sensazioni che Dio ci dà quando ci regala la sua presenza. In realtà è sempre insieme a noi, solo che magari a volte lo sentiamo di più rispetto che ad altre. E il mio desiderio per voi è che Dio possa essere il re della vostra vita, Dio possa essere quello che conduce la vostra vita, e quindi io desidero con tutto il mio cuore che voi possiate offrire in offerta la vostra vita al Signore. Io l'ho fatto e da quel momento in poi Dio ha riempito la mia vita di gioia, nonostante la sofferenza, ma comunque c'è tanta gioia nel Signore, c'è tanta gioia nelle sue promesse, tanta gioia nella sua sovranità. Cantiamo. Possa parlare ai nostri cuori. Ti chiedo di usare come strumento la persona che porterà la testimonianza, Signore. Usa grandemente quella persona, Signore. Sono sicura che è qui questa sera per farsi usare da te e per parlare ad ognuno di noi, Signore. Incoraggiaci, Padre, con il tuo forte abbraccio, col tuo caloroso abbraccio, Signore. Ti ringrazio perché sei nelle nostre vite, Padre. Ti chiedo di prenderti cura di ognuno di noi, quando arriveranno le difficoltà, arriveranno gli ostacoli, Padre, ti prego, Signore, che tu possa farci sentire ancora di più la tua presenza, ancora di più il tuo amore, Signore. Usa le persone che si rendono disponibili
per la tua gloria, Padre. E io ne sono sicura che questa sera è pieno di persone che hanno il cuore disponibile per realizzare la tua opera, Padre. E ti chiedo di usare quelle persone e di renderle finalmente piene in te, Padre. Ti ringrazio, Signore, perché so che lo farai e so che ti prenderai cura di noi, Padre. Amen. Quanto è bello adorare il nostro Dio, offrire una lode, consacrazione a Lui e sentire che le parole di queste canzoni fanno parte di uno stile di vita che noi abbiamo questa sicurezza nel Signore. E è questo il nostro Dio che cambia la nostra storia. E oggi vorrei presentare a voi una persona che era un ragazzo nel secolo scorso e io tifavo contro di lui, perché lui giocava in una squadra che era la mia rivale, ok? E quando lui ha fatto una rete sulla mia squadra, io ero contro di lui. Ma è arrivato il momento che la sua testimonianza ha cambiato anche la mia storia, perché lui era una persona che parlava di Gesù. 1979, 1980, voi non sapevate di questa data perché non eravate nati, no? Ma in quel periodo, quando lui ancora giocava in questa squadra, io mi sono convertito. È il periodo che ho accettato Gesù nella mia vita, ho riconosciuto Gesù come mio Signore. E Baltazar era artilheiro di Deus. E dopo, parlando con lui in questo periodo, ho scoperto che è stato anche capocannoniere della Lega Spagnola, no? Nel tempo di Messi e di Cristiano Ronaldo, no? Non tanto, no? Baltazar, vieni qua. Pode vir aqui, Baltazar. Ok.
Hoje nós vimos algumas redes, alguns gols que ele fez, foi muito interessante. Para ser um centroavante, ele não é tão alto, não? Oggi ho visto un po' delle reti che lui ha fatto per essere un attaccante, non è tanto alto così, no? Quasi la mia altezza, poteva fare tuo marcatore, tu non faceva nessuna rete nella mia squadra. Ok, Baltazar, è un orgoglio per noi della tua presenza qua e che tu possa oggi condividere la tua fede, la tua semelhanza, quello che tu hai fatto con me a 40 anni fa. 40 anni fa e la mia vita oggi è qua. E oggi stiamo nella stessa squadra. Ok, eravamo rivali di squadra, ma oggi noi siamo nella stessa squadra di Cristo. E questa è la più preziosa, questa non finisce mai, è per l'eternità. Ok? Dio ti benedica. Vittoria. Questa ragazzina che farà la traduzione, ok? Quando lui dice la parola Grêmio, tu rifiuta di dire Grêmio, non dica questa parola, ok? Non serve, non serve niente. Buonasera. Non ha bisogno del traduttore. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje, Sono molto felice di essere qui con voi oggi, com toda a minha família também, con tutta la mia famiglia anche. e principalmente para poder compartilhar essa maravilha que é o Evangelho. E principalmente per condividere questa meraviglia che è il Vangelo. E eu realmente fico emocionado de ver as coisas que Deus já fez na minha vida e do que Ele pode fazer ainda. Io mi sento veramente emozionato nel vedere quello che Dio ha fatto nella mia vita e quello che Dio ancora farà nella mia vita E na sua vida também. e nella tua vita Deus anche. tem o poder para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Dio ha il potere di fare l'infinito di quello che noi pensiamo e di quello che voi pensate nelle nostre vite. Como foi dito, eu fui jogador de futebol durante praticamente 19 anos como profissional. Come è stato detto, io sono stato un giocatore professionista per 19 anni, come è stato detto, Em equipes como Grêmio, Palmeiras, Flamengo, Botafogo. come Tanti tante clubi. squadre che lui ha elencato. Mas joguei 5 anos na Espanha também, Ma ho giocato anche 5 anni nella Spagna, em Portugal, in Portogallo, na França in Francia e encerrei a minha carreira no Japão. e ho chiuso la mia carriera in Giappone. Fui artilheiro, sabe o que é? Top scorer. Sono stato capocannoniere, scusate, non me ne intendo di calcio. Sono stato capocannoniere Capocannoniere em Brasília e também na Espanha. in Brasile e anche in Spagna. E marquei gols muito importantes na minha carreira contra Real Madrid, Barcelona. Ho fatto dei gol molto importanti contro squadre come Real Madrid, Barcellona. Vesti a camisa da seleção brasileira, marquei gols também pela seleção brasileira. Ho vestito anche la maglia della selezione del Brasile e ho fatto anche tanti gol importanti. Mas o gol mais importante da minha vida Ma il gol più importante della mia vita foi num dia sozinho. è stato un giorno da solo. Porque gol, você sabe o que significa gol? Perché il gol, tu sai cosa significa fare un gol? É alvo, objetivo, meta. È un obiettivo, una meta. E o gol mais importante da minha vida foi quando eu dobrei os meus joelhos no meu quarto E il gol più importante della mia vita è stato quando io mi sono inginocchiato nella mia stanza e pedi a Jesus que entrasse na minha vida e transformasse o meu coração. e ho chiesto nel momento in cui Gesù entrasse nella mia vita e trasformasse il mio cuore. Isso aconteceu aos 18 anos de idade. E questo è successo quando avevo 18 anni di età. Eu fui criado bem dentro de uma igreja evangélica. Io sono cresciuto all'interno di una chiesa evangelica. Meus pais sempre me ensinando a Bíblia, a palavra de Deus. I miei genitori mi hanno sempre insegnato la Bibbia, la parola di Dio. Mas eu achava que isso era para as pessoas mais velhas, que eu tinha que aproveitar a minha vida. Ma io pensavo che fosse un po' per le persone leggermente anziane, che dovevo un attimo godermi la vita. E fui entrando por caminhos muito errados. E ho iniziato ad intraprendere dei cammini un po' sbagliati, delle strade un po' sbagliate. Lugares que eu frequentava, coisas que eu fazia, tudo que eu falava. Luoghi che frequentavo, cose che facevo, tutto quello che facevo in quel periodo. E chegou uma noite que eu não pude dormir,
de tanta inquietação. Ed è arrivata una notte in cui non riuscivo a dormire perché ero talmente agitato. E eu fiz o que a Bíblia fala para nós fazermos em 1 João, capítulo 1, versículo 9, que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Oh, desculpa. Um versículo, 1 João, capítulo 1. Già scemo. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Come dice prima lettera di Giovanni, capitolo 1, versetto 9, che se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. E foi exatamente isso que eu fiz. Eu È stato confessei proprio o meu questo quello pecado. che io ho fatto, ho confessato i miei peccati. E eu pedi a Jesus que entrasse no meu coração e me fizesse um novo Baltazar. Ho chiesto che Dio entrasse nella mia vita e che trasformasse il mio cuore e facesse una nuova persona di me. E a partir dali a minha vida mudou. E da lì la mia vita è cambiata, Porque Deus ouve a nossa oração. perché Dio ascolta le nostre preghiere E Ele escuta a sua também. e Lui ascolta anche la tua. E a partir dali a minha vida mudou e para muito melhor. E da lì la mia vita è cambiata, ma in meglio. Em todas as coisas eu tive paz no meu coração, alegria. In tutte le cose io ho avuto pace nella mia vita, allegria. E aí eu já logo fui depois transferido para uma equipe do Grêmio de Porto Alegre. E dopo sono stato anche trasferito E eu a Porto Alegre. e ali eu ganhei um apelido que eu considero como o mais importante da minha carreira. E lì sono stato, tra virgolette, soprannominato con un soprannome che è rimasto per tutta la mia carriera. O goleador de Deus, O goleador, gente, come può tradurre goleador? que fazia muitos gols. Ah, la persona che fa tanti gol. Di che è o goleador di? Deus. E la persona che fa tanti gol di Dio. Mettiamola così. Dai. Então, para mim era muito importante no futebol fazer gols. E allora per me era molto importante fare tanti gol nel calcio. Mas o mais importante Ma é il più ser de Deus. importante è Ser de Deus. essere di Dio. Porque esse é o mais importante na nossa vida. Perché questa è la cosa più importante della nostra vita. Então, a minha vida realmente mudou. Eu não tinha mais vergonha nem medo de falar de Jesus para as pessoas. Allora la mia vita è cambiata completamente. Io non avevo più vergogna, non avevo più paura di parlare di Dio alle persone. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Perché la bocca dice quello di cui è riempito il nostro cuore. O que você mais tem falado? Cos'è che tu hai detto? Falamos tantas coisas com as pessoas, com os amigos. Diciamo così tanto con le nostre persone che ci stanno attorno, con i nostri amici. Esse é um sinal que a gente pode perceber quando o que a gente está falando. E questo è un segnale che noi possiamo capire di quello di cui stiamo dicendo alle persone. Às vezes estamos falando muito de dinheiro, falando de negócios, de tantas coisas. A volte parliamo troppo di soldi, di economia, di tante cose. E se não estamos falando de Deus, Ma se noi non stiamo parlando di Dio, tem coisas erradas, Ci porque sono a boca cose fala, sbagliate. porque a boca fala do que o coração está cheio. Nós precisamos estar cheios de Deus. perché la nostra bocca dice quello di cui è riempito il nostro cuore. Noi dobbiamo riempire il nostro cuore di Dio. Então eu fico muito feliz de quando eu comecei a falar de Jesus, muitas pessoas puderam ouvir através do rádio, televisão. E sono molto felice che nel momento in cui ho iniziato a parlare di Dio, molte persone sono arrivate a sentire di Dio tramite me, attraverso le radio, la TV. Sim. E é o que Deus pode fazer na vida de cada um. Ed è quello che Dio può fare nella vita di ognuno. E um momento. E uma coisa que eu gostaria muito de compartilhar. È una cosa che vorrei veramente condividere con voi. E eu que tinha muita vergonha de carregar
uma Bíblia. Io che morivo dalla vergogna di andare in giro con la Bibbia, Eu passei a andar sempre com essa Bíblia e a falar dessa Bíblia, da palavra de Deus, porque ela transforma os nossos corações. sono passato invece ad andare in giro sempre con la Bibbia, così da dire che la parola di Dio trasforma e trasforma i nostri cuori. E eu posso dizer hoje que sou completamente feliz andando com Jesus, porque Ele transformou a minha vida. E io posso dire oggi che sono completamente felice perché Gesù mi ha trasformato e Gesù ha cambiato totalmente la mia vita. Sim. Eu gostaria de falar algumas histórias da minha vida que realmente Jesus mudou. E vorrei raccontarvi alcune storie della mia vita che realmente Gesù ha cambiato. Por exemplo, talvez você esteja passando até o mesmo problema. Você acha que Deus está demorando para agir na sua vida? A volte può darsi anche che tu stesso tu stia pensando, forse hai lo stesso problema che io ho avuto, che Dio ci sta mettendo troppo a risponderti, A te dar um emprego, a mudar seu trabalho, a darti un lavoro, a cambiarti con un altro lavoro, a transformar o seu casamento, a trasformare il tuo matrimonio, a conseguir um contrato, a casar. a riuscire ad avere un contratto, a riuscire a sposarsi. Porque às vezes vem um ditado popular que diz assim: Deus tarda, mas não falha. Perché c'è un detto molto popolare in Brasile, non credo qua, che dice Dio ci impiega un po' di tempo, ma non manca. Mas Deus não tarda. Ma Dio non ritarda, Ele vem na hora certa. Lui viene nell'ora giusta. Ele é um Deus perfeito. Lui è un Dio perfetto. E eu vejo na Bíblia E io vedo nella Bibbia exemplo que estavam esperando por Jesus l'esempio in cui stavano aspettando Gesù e ele chegou muito tarde, na quarta vigília da noite. e lui è arrivato troppo tardi, nella quarta vigilia della notte. Parecia que Jesus estava atrasado, E sembrava che Gesù fosse in ritardo, mas ele veio andando sobre as águas ma lui invece è venuto camminando sopra le acque para demonstrar o seu poder, per mostrare il suo potere, para que aqueles homens, aquelas pessoas pudessem crescer na fé e affinché conhecerem. quelle persone che erano lì potessero crescere nella fede. E quando eu me casei, no ano de 79, E quando mi sono sposato nell'anno del 79, passado mais um pouco, eu já queria ter filhos. era passato un po' di tempo, io volevo già avere dei figli. E normalmente as pessoas têm os filhos rápido. E tranquilo. normalmente le persone hanno figli subito. E se passaram 5 anos, 10 anos, E si sono passati 5, 10 e nada anni. de filhos. E nessun figlio. Havia meus colegas zombavam, brincavam C'erano comigo. molti miei colleghi che mi prendevano in giro. E eu me lembro que numa dessas ocasiões E mi ricordo che in una di queste occasioni eu vim até jogar aqui na Itália contra alguns times. ero venuto qua in Italia a giocare E eu fui a Veneza. e sono andato a Venezia. E ali eu levei minha esposa, ela estava comigo. E lì ho portato mia moglie, era lì con me. E eu me senti como um homem assim, muito importante, trazendo minha esposa, poxa, em Veneza para passear, romântico, E mi muito sentivo legal. un uomo importantissimo. Caspita, sono a Venezia, porto mia moglie a fare un giro. Mas quando eu olho para ela, Ma ela quando está la chorando. guardo- Ela estava chorando. Lei stava piangendo. E ela falou: eu troco tudo isso para ter filhos. E lei mi aveva detto in quel momento, cambio tutto questo solo per avere dei figli. E nós nada de ter filhos. E noi non riuscivamo ad avere figli. Mas depois de 14 anos, Ma dopo 14 anni Deus nos deu um filho. Dio ci ha dato un figlio E se chama Mateus, e si chiama Matteus, que significa presente de Deus. che significa regalo di Dio. Deus agora permitiu que nós viéssemos outra vez a Veneza Dio ha permesso di nuovo che venissimo a Venezia. e estamos os 4 juntos agora. Siamo- Já tem uma filha também. Siamo tutti e 4 insieme questa volta, adesso ho anche un'altra figlia.
Sim, que Deus ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. E Dio è veramente potente per fare più di quello che noi desideriamo e di quello che noi pensiamo. E que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E che tutte le cose cooperano per il bene per coloro che credono in Dio. Às vezes não podemos entender o porquê que Deus faz de uma forma. A volte noi non riusciamo a capire in quel momento del perché Dio sta agendo in quella maniera. Mas Ele tem o melhor para os seus filhos, para aqueles que creem nele. Ma Lui ha il meglio per i suoi figli che credono in Lui. Por exemplo, não ter tido os filhos antes, pude me concentrar bastante no meu trabalho, na evangelização. Ad esempio, il fatto di non avere figli prima di quei 14 anni mi ha fatto incentrare di più nel mio lavoro, nell'evangelizzare le persone. Então, Deus tinha propósitos na nossa vida. E quindi Dio aveva un proposito per me e mia moglie. Eu vejo assim, companheiro meu também do Atlético de Madrid, Donato. E io vedo anche un mio collega, un mio ex collega, Donato. O sonho dele era jogar na seleção brasileira. Il suo sogno era quello di giocare nella Seleção. E foi convocado pelo treinador que era descendente de italiano, Lazzaroni. Ed era stato convocato da questo allenatore Lazzaroni, che era discendente di italiano. Mas a equipe nossa não permitiu que ele fosse para jogar pela seleção. Ma la nostra squadra non gli ha permesso che lui andasse a giocare nella Seleção. E ele ficou muito triste mesmo. E lui si era rattristato, ma tanto. Mas anos depois, Ma anni dopo, ele foi convocado para a seleção espanhola. ma anni dopo lui è stato convocato per la Seleção spagnola. E ele havia se naturalizado. Ele havia se naturalizado espanhol. E poi è stato naturalizzato spagnolo. E se ele tivesse ido naquela seleção brasileira, ele não poderia mais naturalizar e nem jogar pela seleção espanhola. E se lui fosse andato all'epoca nella selezione brasiliana non sarebbe riuscito poi a entrare nella selezione spagnola, tantomeno nazionale spagnola, ed essere naturalizzato e giocare per la nazionale. E os contratos dele subiram bastante por ele ser já espanhol. E ganhou muito mais dinheiro e foi muito melhor para a vida dele. E i suoi contratti erano là sopra, ha guadagnato un sacco di soldi proprio perché era nella nazionale spagnola. Mas a princípio ele ficou muito triste, mas Deus tinha o melhor também para Ma ele. in primis lui era rimasto veramente rattristato nella nazionale brasiliana perché non era riuscito ad entrare, ma Dio aveva il migliore per lui. Muitas vezes nós não entendemos muitas coisas. Molte volte noi non riusciamo a capire tante cose, Mas quando confiamos em Deus, ma quando noi abbiamo fiducia in Dio, quando somos seus filhos, come sono i suoi figli, Ele tem o melhor para nós, lui ha il meglio per noi, com certeza. sicuramente. Outra coisa que nós temos, problema que enfrentamos às vezes é do medo. Un'altra problematica di cui noi passiamo come esseri umani è la paura. Sim, vivemos num mundo muito complicado, violento, Viviamo in un mondo molto complicato, violento, imprevisível, com crises de trabalho, imprevedibile, con crisi di lavoro, econômicas, políticas, sociais. economico, politico, sociale. Temos medo de perder o trabalho, Abbiamo paura di perdere il lavoro, medo do futuro, abbiamo paura del futuro, medo da aposentadoria, abbiamo paura della pensione, medo do que pode acontecer com nossos filhos, abbiamo paura di quello che può succedere con i nostri figli, medo de não conseguir os nossos alvos, abbiamo paura di non riuscire ad arrivare ai nostri obiettivi, os sonhos, medo de se separar, medo de não casar. sogni, la paura di separarsi, la paura di non riuscire a sposarsi. Sim. E o medo nos aprisiona, E la paura ci rinchiude, rouba a paz, ci toglie la pace, traz insegurança, ci porta in sicurezza, anula a pessoa. ci annulla il nostro essere. O medo até mata. La paura a volte anche uccide. E grandes homens de Deus E molti grandi uomini di Dio também tiveram medos. hanno avuto paura. Se servia de consolo. Moisés teve medo. Ad esempio, Mosè ha avuto paura.
teve medo de Faraó e fugiu e ficou longe. Ha avuto paura del faraone ed è scappato lontano. Os discípulos também de Jesus tiveram medo e fugiram. I discepoli di Gesù, loro stessi, hanno avuto paura e sono scappati. A Bíblia diz que Jacó também teve medo do seu irmão que ele havia enganado e fugiu para outra terra. E anche Giacobbe, giusto? Ok. E anche Giacobbe ha avuto paura dei suoi fratelli ed è scappato. O profeta Elias, depois de vencer os profetas de Baal, E anche Elia, dopo aver vinto i profeti di Baal, de Baal, com a ameaça de Jezabel, con la ele teve minaccia medo. di come? Jezabel? Va bene. Jezabel. Ele teve medo e se escondeu também na caverna. E lui ha avuto paura e si è nascosto dentro una grotta. Mas quem conhece a verdade, quem conhece a Jesus, Ma chi recebe conosce la libertação do verità medo. e conosce Gesù ha la liberazione. Quem tem Jesus nunca mais está sozinho, Chi ha Gesù non sarà mai da solo, porque ele diz: Tu me seguras pela minha mão direita. perché dice tu mi tieni per la mano destra. E eu estudando a vida desses grandes homens de Deus, E io stavo studiando la vita di questi grandi uomini. todos eles, quando tiveram uma experiência maior de conhecer de perto a Deus, Tutti loro, quando hanno avuto la possibilità di conoscere ancora di più Dio, não só de ouvir falar, non solo di ascoltare, mas os seus medos então se foram. allora in quel momento le loro paure sono andate via. Tanto Moisés, Quanto Mosè, discípulos, discepoli, Jacó, Giacobbe, Elias, Elia, todos esses tutti questi tiveram grandes experiências com Deus. hanno avuto grandi esperienze con Dio. Eu também tive uma experiência muito grande no Japão, Anch'io ho avuto un'esperienza molto grande nel Giappone a respeito do medo. a Foi rispetto o- della paura. Foi o último clube que eu joguei. È stata l'ultima squadra con cui ho giocato. Quando eu fui, assinei um contrato, Quando sono andato lì che ho firmato il contratto, estavam pagando muito bem no Japão, todos queriam ir para lá. stavano pagando benissimo, tutti quanti volevano andare là. Mas quando todo mundo ficou feliz, mas quando eu estava perto de ir, E in quel momento tutti erano felici, ma nel momento in cui io stavo per andare aconteceu um terremoto è successo, è venuto un terremoto em uma cidade bem próxima da que eu ia. in una città molto vicina dove sarei andato. Morreram mais de 5.000 pessoas. Erano morte più di 5.000 persone. E aí todo mundo já ficou com medo, E allora tutti quanti in quel momento si sono spaventati né? E a situação bem difícil. e la situazione era abbastanza difficile. Quando eu cheguei lá depois, a terra ainda tremia. Quando sono arrivato lì in Giappone, la terra ancora si muoveva. A minha família não se adaptou bem ali quando chegamos La mia naquele famiglia país. non si era trovata bene in Giappone. Minha esposa queria mudar de apartamento, Mia moglie voleva cambiare l'appartamento, a equipe não ia bem, la squadra non andava bene. eu estava com medo de ser mandado embora. Avevo paura di essere mandato via. Eu tive problemas de contusões Ho avuto problemi anche con delle contusioni e eu estava com muito medo e io avevo de molta tantas paura. coisas. E um dia, E un giorno, na sala do meu apartamento, nel soggiorno del mio appartamento, eu abri a minha Bíblia ho aperto la mia Bibbia e Deus falou comigo. e Dio ha parlato con me. Eu li em 1 Crônicas 28, 20. Sim, 1 Crônicas 28, 20, versículo 20. E Dio mi ha dato prima Cronache 28:20 e dice così: Davide disse ancora a suo figlio Salomone: sii forte, fatti coraggio e mettiti all'opera. Non temere, non ti sgomentare, perché il Signore Dio, il mio Dio, sarà con te. Egli non ti lascerà e non ti abbandonerà fino a che tutta l'opera per il servizio della casa del Signore sia compiuta. Então Deus falou comigo assim, para não tenha medo. E quindi Dio ha proprio detto questo a me, di non avere paura.
e eu fiquei em paz. E in quel momento mi sono sentito in pace. Meus problemas só poderiam ser resolvidos ao longo do tempo. I miei problemi si sarebbero risolti solamente in un gran periodo di tempo. Mas naquele momento Deus já me trouxe paz Ma in quel momento Dio mi aveva già dato pace e a segurança. e la sicurezza. E o milagre que a gente precisa ter na nossa vida, E il miracolo che noi dobbiamo avere nella nostra vita, muitas vezes é assim. molte volte è così. Os problemas talvez não estejam todos I resolvidos, problemi, la maggior parte, non saranno mai totalmente risolti, mas Deus tem o controle de tudo. ma Dio ha il controllo di tutto. E os gols começaram a acontecer, eu comecei a marcar gols como eu não marquei em toda a minha carreira esportiva. E io in quel periodo ho iniziato a fare gol come non avessi mai fatto. Fiz a melhor média de gols de toda a minha carreira. Ho fatto la miglior media di gol in tutta la mia carriera. Os terremotos pararam, gente. I terremoti si sono fermati, Renovaram o meu contrato. hanno rinnovato pure il mio contratto. Minha esposa engravidou novamente. Mia moglie è rimasta di nuovo incinta. Mas as mulheres devem estar pensando, e como é que foi no apartamento que ela não queria ficar? E le donne in questo momento si staranno chiedendo: ma tua moglie in quell'appartamento, allora com'è andata? Vou dizer só uma coisa, ela fala que um dos melhores lugares que ela já morou foi aquele apartamento. Vi dirò solo una cosa, lei dice che il miglior posto in cui lei ha abitato è stato proprio in quell'appartamento in cui abbiamo vissuto. Por isso, a gente tem que dizer, maridos, Per questo noi dobbiamo dire: mariti, não precisa entender sua esposa, non serve che capiate le vostre mogli, tem que amar, só isso. dovete amare solo quello. Non concordo molto, no, ma no. Porque entender... Não era casada ainda. Mas no caso especial, a minha esposa é especial. Ma nel caso mio, che è un caso speciale, ho una moglie speciale. Para ela tem a explicação. E per lei c'è una spiegazione. Eu até rio demais. Sabe o que aconteceu? Mulheres japonesas bateram na porta da nossa casa. C'è stato un momento in cui delle donne giapponesi furono alla nostra porta. Não entendia nada. Harakatakarakatakataka. Non capivo niente, tutto hagarakata, hagarakata. Queriam dar aula para elas de japonês. Volevano insegnare a mia moglie il giapponese. Começaram a levar sempre comidinhas gostosas para ela provar. Hanno iniziato a portare un sacco di cibi, un po' di piatti per provare, un sacco di roba buona. Então, as coisas começaram a mudar, impressionante. E allora in quel momento le cose hanno iniziato un po' a cambiare, una cosa impressionante. E Deus começou a mudar o coração dela. E aquele lugar, hoje ela fala que é um dos melhores lugares que ela já morou na vida dela. E allora Dio ha iniziato pure a lavorare con il cuore di mia moglie, a trasformare il suo cuore. E lei dice che quello è stato uno dei posti migliori in cui lei ha abitato. Então, os terremotos pararam E allora i também. terremoti si sono fermati. Então, a gente pode perceber Noi possiamo capire que a Bíblia está repleta de coisas que diz para nós, não temas, com'è che è? não tenha medo. Está cheia. Ok, obrigada. E quindi noi possiamo capire che la Bibbia è piena, tá cheia? Cheia de palavras Di para dizer parole. que não temas, não tenha medo. La Bibbia è ripiena di parole, di frasi in cui ci rassicura di non temere, Como se para cada dia do ano come se per ogni giorno dell'anno Deus falasse para você e para mim, não tenha medo. Dio dicesse a me e a te: non abbia paura. Sim. Outra coisa, sobre a angústia e aflição. Un'altra problematica è l'angoscia. L'angoscia. L'angoscia e Aflição. l'afflizione. Todos nós temos problemas, Tutti noi abbiamo problemi, dificuldades, lutas nos relacionamentos, difficoltà e pure lotte all'interno delle nostre relazioni. enfermidades, Infermità, mortes na família, morti nelle famiglie, problemas no namoro. problemi nel fidanzamento. E isso traz aflição. E questo ci porta afflizione.
Não é isso que nos distingue das demais pessoas. Non è questo che ci distingue dalle altre persone. Todos passamos lutas, problemas e dificuldades. Tutti noi passiamo problemi, infermità e afflizioni. E a Bíblia nos fala isso. No mundo tereis aflições. E nella Bibbia c'è scritto: nel mondo ci saranno afflizioni. E eu estava no Japão ainda também, E stavo anche nel Giappone ancora, quando passamos o maior problema e a maior dificuldade de toda a nossa vida. quando abbiamo passato per un periodo più difficile della nostra vita. Eu tive que encerrar minha carreira Ho dovuto chiudere la mia carriera e ver a minha esposa no hospital, e vedere mia moglie in ospedale, correndo risco de vida para ela. correndo il rischio di morte. E ela estava já grávida de outro bebê, E lei era già incinta nostra di un altro bebè. a nossa filha. Ela contraiu uma bactéria hospitalar Era incinta della nostra figlia e lei ha preso un batterio all'interno dell'ospedale. Ela ficou 36 dias sem descer uma única vez da cama. È stata 36 giorni fissa nel letto, senza muoversi e senza scendere. Mas quem conhece a Jesus tem socorro, bem Ma chi presente, conosce Gesù ha soccorso, bem presente nas tribulações. ben presente nei momenti delle tribolazioni. Salmo 46:1. Salmo 46, 1. Salmo 46, 1. Essa aqui, né? Sim, 46:1. 46:1. Al direttore del coro, dei figli di Core, per voci di soprano, canto: Dio è per noi un rifugio e una forza, un aiuto sempre pronto nelle difficoltà. Em todas as dificuldades, Deus tem resposta para nós. E in tutte le difficoltà Dio ha risposte per noi. Amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as Amo il minhas Signore súplicas. perché Lui ascolta la mia voce e le mie preghiere. E Deus também te ama e quer ouvir a sua voz. E Dio ama anche te perché vuole ascoltare la tua voce. Todos passamos Tutti noi passiamo por muitas dificuldades e muitos problemas. per molte difficoltà e molti problemi. E precisamos clamar a Deus por socorro. E abbiamo bisogno di chiedere a Dio in soccorso. Mas se nós não temos um relacionamento com Deus, Ma se noi non abbiamo una relazione con Dio, como é que nós vamos clamar a Ele com'è che noi chiameremo Lui se não somos seus filhos? se noi non siamo i Suoi figli? Nós precisamos tomar uma decisão. Noi abbiamo bisogno di prendere una decisione E Ele vai mudar a nossa vida. e Lui si prenderà cura della nostra vita. Eu pergunto para você, E io ti chiedo questa sera, como é que está a sua vida? com'è la tua vita? O que tem te aprisionado? Cos'è che ti ha rinchiuso? É o medo? È la paura? É a insegurança? È l'insicurezza? Aflição? Afflizioni? Angústia? L'angoscia? Falta de entendimento? Mancanza di capire? Conhecer a Jesus é o mais importante nessa vida. Conoscere Gesù è la cosa più importante di questa vita. Tem um versículo que diz em Jeremias, para terminar, E per chiudere c'è un versetto in Geremia 9, 9, versículo 23 e 24. versetto 23 e 24, che dice così: Così parla il Signore. Il saggio non si glori della sua saggezza, il forte non si glori della sua forza, il ricco non si glori della sua ricchezza, ma chi si glori di questo, che ha intelligenza e conosce me, che sono il Signore. Io pratico la bontà, il diritto e la giustizia sulla terra, perché di queste cose mi compiaccio, dice il Signore. Então, o mais importante Allora la cosa più importante não é o dinheiro, non sono i soldi, não é a fama, non è la fama, tudo vai passar. tutto passerà, Mas nós vamos ter uma vida eterna com Deus. ma noi avremo una vita eterna con Dio. Por isso que nós precisamos conhecer a Ele. Per questo noi dobbiamo conoscere Lui, Por isso nós devemos buscar a Ele de todo o nosso coração. per questo noi dobbiamo cercarlo con tutto il nostro cuore.
e nos arrependemos dos nossos pecados. e dobbiamo confessare i nostri peccati. Por isso que a decisão mais importante da nossa vida E quindi la decisione più importante della nostra vita é conhecer a Jesus, è conoscere Gesù, reconhecê-lo como Senhor riconoscerlo come il Signore e como Salvador da nossa vida. e come Salvatore della nostra vita. E hoje você tem a oportunidade de fazer isso também. E oggi tu hai l'opportunità di fare questo. Você pode tomar essa decisão Puoi prendere questa decisione de receber a Jesus no seu coração, e ricevere Gesù nel tuo cuore, de convidá-lo di invitarlo e poder realmente começar uma nova vida. e poter cominciare una nuova vita. Que Deus possa abençoar vocês. Vamos ficar de pé. Che Dio possa benedirvi, se possiamo stare in piedi. Eu gostaria de orar com vocês. Vorrei pregare con voi. Vamos fechar os nossos olhos. Chiudiamo i nostri occhi. Senhor nosso Deus, Signore nostro Dio, o Senhor conhece cada um de nós aqui. il Signore conosce ognuno di noi qua. E quantos têm vivido E quanti hanno vissuto uma vida tão triste e infeliz, una vita così triste e così infelice, longe do Senhor, lontano dal Signore, sem conhecer a paz, senza conoscere la pace, o amor, l'amore, a verdade, la verità. e que o Senhor possa nessa noite E che il Signore in questa sera possa estar transformando os corações, possa star trasformando i cuori, possa estar trazendo arrependimento possa star portando confessioni, Signore, para começar uma nova vida, affinché si possa iniziare una nuova vita com o Senhor. una nuova vita col Signore. Eu quero te pedir isso em nome de Jesus, Voglio chiederti questo nel nome di Gesù, que o Senhor possa estar tocando cada coração che il Signore possa star toccando ogni cuore, e que possam ter o desejo profundo che possono avere questo desiderio profondo de começar uma nova vida di cominciare una nuova vita na tua presença. nella tua presenza. Em nome de Jesus. Nel nome di Gesù. Amém. Amen. Pode se sentar. Potete sedervi. Eu gostaria de saber se alguma pessoa Vorrei sapere se qualcuno tem o desejo ha il desiderio no seu coração de conhecer a Deus, nel suo cuore di di si tornar- conoscere Dio de se tornar um filho de Deus, e diventare un figlio di Dio, de começar uma nova vida. di cominciare una nuova vita. Hoje você pode começar uma nova vida. Oggi tu puoi cominciare una nuova vita. Deus quer que você realmente tome uma posição. Dio vuole che tu prenda una posizione, Assim como um dia eu também tomei a decisão no meu quarto, eu ajoelhei. così come io ho fatto la stessa cosa nella mia stanza, mi sono inginocchiato. Deus quer também que você tome uma posição. Dio vuole che tu prenda questa posizione. Se há alguém nessa noite que deseja receber a Jesus, Se qualcuno in questa sera ha desiderio di ricevere Gesù, eu gostaria de orar com você. vorrei pregare per te. Você poderia levantar a sua mão. Se potresti alzare la tua mano, Se alguma pessoa tiver o desejo de conhecer a Jesus, se qualcuno ha il e quer desiderio di receber uma conoscere oração, Gesù, vuole ricevere una preghiera, queria convidá-lo. vorrei invitarti. É a oportunidade. Ou também, se você pode, também na sua casa, È un'opportunità questa, che anche se tu sei nella tua casa, orar e Vuoi pedir a pregare Deus perdão pelos seus e pecados. chiedere a Dio perdono per i tuoi peccati, Porque Deus Perché está olhando Dio para você, ti sta tanto guardando. aqui, na sua casa, Qua aonde a quer que você casa. esteja. ogni posto in cui sei. Que Deus possa abençoar vocês Che Dio possa benedirti e que você possa ter a certeza de uma salvação, e che tu possa avere la certezza della salvezza, porque isso é o mais importante na perché nossa questa è la vida. cosa più importante della nostra vita. Que Deus abençoe vocês. Che Dio benedica tutti quanti. Amém? Amém, Chiesa? Non ho dubbi che questa è la decisione più importante. Come Baltasar ha detto, quando aveva 18 anni, ha preso questa decisione e dopo Dio lo ha fatto prosperare. E quanto è prezioso sapere che non è stato per capacità sua, ma Dio che ha usato la sua vita. E quanto è prezioso sapere che è questo Dio che è presente e è vivo,
può cambiare e trasformare la nostra vita. E Dio cambia. È questo Dio che possiamo stare vicino. Ciao la paura, ciao l'angoscia, ciao tutte le situazioni che tante volte avvengono dentro la nostra anima. Avremo delle avversità, abbiamo dei problemi, ma siamo sicuri perché è Dio che prende cura di noi. Amen? Prima di cantare, di fare un momento di offerta, possiamo presentare la famiglia, no? Mi sono dimenticato. Matteo, presenta la tua famiglia, Mateus. Mateus é o filho que está qua a Padova, rimarrà qua per 40 anni ancora, no? No, fino a settembre. Mio papà hanno già conosciuto. Questa è la mia mamma, Mirna, e la mia sorella, Michele. Grazie per l'invito. E lui è Mateus, che è venuto qua a Padova, sta facendo dottorato, no? Nell'università, rimarrà qua fino a settembre e dopo deve tornare in Brasile e dopo viene qua. Sicuramente sarà una nuova Venezia anche per voi. Okay? Grazie per la vostra presenza e che Dio possa continuare a benedire. Anche grazie a tutti voi che siete oggi con noi la prima, seconda volta, che possa vivere questa ricchezza dell'amore, della grandezza del nostro Dio e camminare in questa grandezza di servire e camminare con Lui. Amen? Possiamo fare questo momento di offerta, di consacrazione? Possiamo stare in piedi? Mentre cantiamo il momento della nostra offerta, consacrazione e della nostra responsabilità in questa opera, e quanto è prezioso e meraviglioso fare questo, ok? Quale cantico? Cantiamo con gioia e serviamo con gioia, alleluia. Se chiamiamo Lui ci risponderà, se cerchiamo Lui si farà trovare, se noi lo innalziamo Lui ci innalzerà, tutti insieme noi diamo lode a Re. Se chiamiamo Lui ci risponderà, se cerchiamo Lui si farà trovare, se noi lo innalziamo Lui ci innalzerà, tutti insieme noi diamo lode a Re.
l'avanzare, Signore, del tuo regno, Padre. Ti chiedo che tu possa benedire ognuno qua, Signore, coloro che hanno portato la decima e coloro che non hanno potuto, Signore, che tu possa provvedere per ognuno di noi. Questo noi ti chiediamo, ti ringraziamo nel tuo nome. Amen. Amen. Potete sedervi, adesso ci sarà un piccolo momento di annunci che porterà Samuel. Sta arrivando. Sì. Ok, bene, perfetto. Allora, i nostri annunci sono praticamente gli stessi, ma è un piacere vedervi così tanto numerosi, perciò noi li ripetiamo ogni singola settimana. Per chi non lo sapesse, perché qui è la prima volta, perché qui è la seconda o la terza, Dio vi benedica, è bellissimo avervi qui. Se siete qui dalla quarta in poi, Dio vi benedica perché avete bisogno di tanto aiuto. Allora, noi siamo qua tutti i sabati, sempre alle 7. Ok? Se siete giovani, adolescenti, preadolescenti, in poche parole, se siete in quella fascia etaria più o meno fra gli 11 e i 30, 35, 50, 60, 70, 80, non ho escluso nessuno? No, scusate, non ho visto Pastor Caio. Se siete sotto i 100, ok, potete... Si scherza, è un bravo ragazzo. È qua ogni sabato. E noi ci incontriamo qua ogni sabato. Se avete qualsiasi dubbio, qualsiasi no, mi serve un passaggio, vengo da Belluno, vengo da Padova, chiedete, ok? Siamo in tanti che vengono da tanti posti, perciò magari si trova il passaggio, magari si trova qualche modo di aiutarvi. Poi, giovedì c'è l'incontro di preghiera per tutta la Chiesa. Questo sabato non faremo il nostro solito incontro di preghiera dei giovani. Non so chi c'era qui ieri abbiamo avuto una riunione dei ministeri, abbiamo deciso di incontrarci giovedì qui fisicamente alle 8, ok? Per pregare per i progetti che abbiamo per quest'anno e i prossimi anni della nostra Chiesa. Sono tanti progetti, sono tanto grandi e perciò vogliamo riunirci tutti qua, sia giovani, sia piccoli, sia grandi, per pregare insieme per la nostra Chiesa. Poi inizieranno anche di nuovo gli studi di teologia. Nel frattempo chiedo a Pastor Sandro di venire qua. Per chi non lo sapesse, ci sono questi studi gestiti dal Pastor Sandro, sono iniziati l'anno scorso, ma li vogliamo riportare qua negli annunci perché c'è stata un'incredibile presenza di giovani che a noi piace tantissimo. E perciò li annunciamo anche qui per il fatto che adesso ripartiranno martedì a Treviso alle 20:15. Facciamo una volta a Treviso, una a Conegliano, una volta a Treviso, una volta a Conegliano. Quindi questo martedì che cade il 12, credo, 10, questo martedì il 10, qua alle 8:15 l'incontro di teologia. Qualsiasi dubbio avete vi potete rivolgere al Pastor Sandro. Adesso non avremo il nostro momento di piccoli gruppi come facciamo di solito, siamo totalmente liberi, c'è il bar a nostra disposizione per vendita di hot dog, per vendita di caffè, per vendita di qualsiasi cosa, vi potete nei limiti e possiamo sempre rivolgersi a Giacchellini per tutte le informazioni. Sala che? C'è una sala giochi, va bene, lo avviso qua direttamente, per favore trattatela con cura, che quel biliardino già lo vedo spaccarsi ogni secondo che passa. Il tavolo del ping pong, per favore con quelle palline, non le perdiamo in giro, siamo passati da 6 palline a 0 a 6 di nuovo, non so come, una si è rotta, non so come, non lo voglio sapere e credo che per gli annunci siamo a posto. La preghiera giovedì e quant'altro, va bene. Se non sapete effettivamente cosa fare, chiedete. Ovviamente domani c'è, questo è l'annuncio rivolto ai più vecchi, ma il culto domani, giusto, quello principale, Treviso, Belluno, poi la sera Padova, Conegliano, ovviamente. Vuoi che avvisi qualcos'altro? Ciao! Dio vi benedica, buona cena e ci vediamo.